Il pallone al centro, Mudingai anticipato, contropiede per il Palermo, c'è abbastanza lontano Hernandez, Xavi porta palla, poi ancora Ilicic, il pallone sulla sinistra, conclusione con respinta, il gol del Palermo, l'inserimento e il gol appunto, il Palermo in vantaggio con Xavi, l'israeliano, che in pratica ha colpito da solo Roberto. C'è stata questa respinta di Gillet e un tap-in vincente. E allora la conclusione è stata velenosa, un diagonale velenoso da parte di Ilicic. C'è ovviamente un errore da parte di Gillet che non ha trattenuto, comunque ha respinto in maniera debole, proprio sotto rete c'era Xavi rapace, Xavi che ha portato avanti l'azione confezionata da Migliaccio, il diagonale da parte di Ilicic, il tocco sporco, la deviazione sporca di Gillet che non trattiene e poi Xavi sotto rete in posizione regolare ha messo in rete, dunque il gol è dell'israeliano Xavi. Ecco il Palermo però in avanti con il tentativo e la conclusione della traversa di Ilicic, che sinistro Roberto. Bellissima la conclusione di Ilicic. Il tentativo e la grande parata di Zorvas in due tempi, un contropiede micidiale del Bologna, ma Zorvas si conferma portiere di grande freddezza. Ecco con molta cura proprio Ramirez sistemare il pallone nella lunetta per il secondo calcio d'angolo, fischi del pubblico per esorcizzare il tentativo di Ramirez e poi il colpo di testa, la grande parata ancora una volta. È stato Raggi che si era spinto in avanti a colpire indisturbato. Calcio d'angolo di Xavi sul secondo palo, il colpo di testa e la rete ad opera di Silvestre ha portato a due le reti a favore del Palermo sul secondo palo. Nulla da fare per Gillet, ha sfruttato al meglio questa palla inattiva. Palermo 2, Bologna 0 per Silvestre, un gol di testa, anche per questo è stato acquistato Roberto. È stato acquistato anche per questo, bellissimo il calcio d'angolo battuto da Xavi e il colpo di testa di Silvestre, primo gol di Silvestre in maglia rosanero, un giocatore molto importante che negli anni ha realizzato tanti gol per il Catania, è un gol importante anche in avvio di secondo tempo per un Palermo che aveva sofferto alla fine del primo tempo. Partita che adesso il Palermo prova a chiudere con un lungo lancio in profondità e con l'intervento di Ilicic davanti al portiere di rete e il 3-0 Ilicic per una partita che ormai il Palermo ha chiuso in cassaforte. Ha chiuso in cassaforte dopo aver sofferto, dopo il gol di Silvestre è partito in contropiede il Palermo e con Ilicic che finalmente sorride, saluta il pubblico. Ilicic che è ritornato Ilicic nelle ultime partite, ha realizzato il gol in contropiede, ha battuto Gillet in uscita 3-0, gara in cassaforte. Dicevi della sofferenza da parte della difesa del Palermo che ha sofferto di fatto dopo aver realizzato il gol con Silvestre per il 2-0 al settimo minuto, e il tecnico Mangia dovrebbe correre ai ripari con l'ingresso in campo del numero 13 Mattias Aguirre Garray che andrà di fatto a dare più linfa, a dare forza fresca alla difesa rosanero. Vedremo un po' chi uscirà. Intanto il Palermo realizza con Ilicic il 3-0, è andato via a Cherubin e a Loria e ha battuto in uscita il portiere Gillet per il 3-0. Menez ancora Di Vaio controlla il pallone, dato a Garrix, il cross sul secondo palo, tentativo di Conè di testa, poi di piede, esce Zorvas, duello tra greci, il portiere alla meglio, la formazione rosanero che si accinge a conquistare il quinto successo in campionato sul suo terreno. Arriva il cross di Pulsetti con Zorvas che con un colpo di reni va a togliere il pallone da sotto la traversa. Ramirez, conclusione, gol del 3-1, un sinistro secco, si è liberato all'altezza dei 16 metri avversari, una bella conclusione, direi che ci sta questo gol del Bologna, gol della bandiera, un pallone che Ramirez ha scagliato con prepotenza ma anche con precisione. Qualcosa non ha funzionato negli schemi difensivi, ma bello anche il colpo di tacco con cui Jimenez ha improvvisamente liberato proprio Ramirez, un tocco di tacco proprio, e l'azione era nata proprio da Ramirez al minuto numero 42, ha accorciato direi anche meritatamente le distanze il Bologna. Noi ringraziamo intanto Michele Pernaci per l'assistenza tecnica, seguiamo questa ultima azione offensiva della squadra rosso-blu in maglia celeste. Arriva il cross di Garrix sporcato da Balzaretti che prima si mette le mani nei capelli e poi però vede Zorvas ben piazzato. È finita, signori, all'ascolto qui al Renzo Barbera, Parco della Favorita di Palermo. Palermo 3, Bologna 1, marcatori Xavi per il rosanero al minuto di gioco numero 13 del primo tempo. Nella ripresa gran colpo di testa su azione di calcio d'angolo di Silvestre ben appostato sul secondo palo, in contropiede Ilicic al 30esimo per il gol della sicurezza dei rosanero. Al 42esimo la veritata rete della bandiera di Ramirez per la formazione rosso-blu di Stefano Pioli, grande ex della serata. Palermo batte Bologna 3-1 da Roberto Guelli e Giovanni Scaramuzzino. E più cordiale grazie per essere stati con